Buonasera a tutti, buonasera a tutti quanti, amici di questo canale. Non mi aspetto in realtà di trovare qualcuno dal vivo a quest'ora, è una quasi follia, ma lascio comunque questa registrazione per tutti quelli che passeranno da qui e vorranno insomma come dire, ricevere l'armonizzazione per le feste. Sarebbe proprio questo l'obiettivo di questa diretta e dunque il mio obiettivo è proprio quello di darvi la possibilità di lavorare ehm, su tutto quello che riguarda le festività e oh, buonasera, vedo bene, mi fa piacere, 5 anime sono qua con me, sono molto contenta di trovarvi. Buonasera Marietto, buonasera Vincenza, buonasera insomma a tutti quelli che si collegheranno nel tempo. Dicevo appunto, siamo nella serata della vigilia, in questa serata ovviamente si rinnovano ricordi antichi. Ciao Grazia, buona serata anche a te. Si sente la mancanza delle persone che non ci sono più, oppure la lontananza delle persone che amiamo ma che non abbiamo accanto. Sono feste particolari perché anche dal punto di vista occulto arrivano in un periodo dell'anno di transizione e con energie veramente speciali, proprio perché si è ribaltato. Abbiamo fatto, come dire, il giro di boa e stiamo passando insomma dal sole che diminuiva al sole in aumento. Dunque la luce va crescendo in questa fase dell'anno, dunque la spinta è addirittura maggiore, proprio perché proprio come dire, come le lunazioni, no? Come le fasi della luna, quando dalla fase al nero si passa alla fase crescente, la luna riceve una spinta per la crescita e così anche la luce in questa fase dell'anno. Dunque sono energie molto importanti per il lavoro sul sé. In questo periodo dell'anno, infatti, se osserviamo il libro della natura, possiamo vedere come la natura riposa in questa fase perché ha già fatto proprio, ha già lavorato il terreno, ha già interiorizzato e dunque lascia a dimora la semenza e poi germoglierà a tempo debito. Questo è in fondo il senso anche dell'inverno, e l'inverno dell'anima rappresenta proprio il momento in cui ci racchiudiamo in noi stessi e possiamo veramente lavorare sulla materia grezza. Prima però di proseguire con questo discorso, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, a raggiungerci sui nostri social, sui gruppi di Telegram, sui gruppi di Facebook e in futuro, chissà, probabilmente saremo anche altrove, ma per il momento siamo qui e in questi giorni abbiamo divulgato e rilasciato anche il PDF per lavorare sui chakra. Sappiate che comunque, per quanto possano essere sottovalutati o attribuiti a una tradizione esoterica o, diversa dalla nostra, anche vi voglio assicurare che anche nella tradizione occidentale i chakra non si chiamano magari chakra, ma esistono e sono considerati, sono le ruote di potere e sono connesse a degli organi e delle aree specifiche, in particolare con il buon funzionamento delle ghiandole. Dunque vi invito a prendere visione, a scaricare perché è gratuito sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Fateci pure una visita, troverete tantissimo altro materiale completamente gratuito che è messo a disposizione di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Vediamo, vediamo allora
torniamo insomma all'argomento della serata. Ovviamente è un periodo, come dicevo, dell'anno molto particolare, un periodo di bilancio, un periodo in cui ci si pone degli obiettivi, come intende la costellazione Capricorno nella quale siamo entrati, e anche se anticamente tutto il mese di dicembre era associato alla costellazione Capricorno. Siamo dunque spinti a lavorare sodo, a esprimere tutto il senso e il potenziale di Saturno che appunto ci mette davanti alla determinazione, al sacrificio, al raggiungimento degli obiettivi, anche se dovesse richiedere molto tempo. Dunque non ci spaventiamo del grande lavoro, diamoci da fare e ricordiamoci che tutto nasce dal lavoro sul sé, e questo anche il senso della messa a dimora del seme, che poi altro non è che il lavoro proprio sul sé. Allora, un altro aspetto importante portato da queste festività è l'aspetto della famiglia. Perché è così importante e in che modo si chiude il cerchio riguardo a questo argomento? A livello occulto la famiglia, che è la Sacra Famiglia, è padre, madre e figlio, non sono altro che femminile, maschile, ovviamente il femminile e il maschile sacro, che generano il Cristo interiore. Dunque la nascita del Cristo interiore nasce proprio, avviene grazie all'equilibratura che c'è all'interno di ciascuno di noi fra il proprio maschile e il proprio femminile. In questo senso, appunto, abbiamo un grande dovere verso noi stessi e ecco perché non solo il periodo dell'anno ci viene incontro moltissimo con le sue spinte e con le sue forze universali che ci giungono dal sole cosmico centrale, dai regni spirituali più elevati, ed è questa spinta appunto a coltivare questo equilibrio della personalità per poter veder germogliare appunto il Cristo. Ecco la nascita di questo bimbo, di questo bambino speciale che appunto è in germoglio in ciascuno di noi, dobbiamo proprio solo coltivarlo. E infine questo bambino bellissimo che aspetta di splendere dentro ciascuno di noi è proprio nel suo periodo, perché è associato al sole, proprio perché il Cristo è associato alla realizzazione solare, del corpo solare. Benissimo, fatte tutte queste premesse, per dirvi quanto sia importante questo periodo per l'auto-osservazione, per l'autoanalisi, per imparare a conoscere se stessi, per lavorare sulle proprie carenze, per poter sviluppare appunto questo famoso Cristo interiore, ovviamente a livello più ampio tutto questo nel quotidiano si traduce nel senso di vicinanza e prossimità con le persone che amiamo, con i nostri cari. Ecco che ci viene la nostalgia per i genitori o possibilmente per le persone che abbiamo amato e che non ci sono più, magari persone con le quali durante l'infanzia abbiamo condiviso proprio le festività. E dunque in questo periodo è molto più facile sentirsi soli oppure avere della nostalgia e sentire appunto un maggiore bisogno di condivisione e di vicinanza proprio con la famiglia. Purtroppo però, per quanto noi possiamo idealizzare le feste o la nostalgia nei confronti della famiglia proprio nello specifico, spesso però abbiamo a che fare con famiglie un po' problematiche, cioè tutta quella nostalgia che abbiamo stando lontano ci passa immediatamente standogli vicino. Ma a parte la battuta, diciamo che molti sperimentano poi anche episodi di tensione o di incomprensione proprio sotto le feste. Magari c'è una tensione anche dovuta a fare bella figura, oppure a dover rivedere delle persone magari con le quali abbiamo avuto da dire. Insomma, le feste possono portare alla luce molte situazioni di attrito o comunque anche emozioni, come ho detto, di nostalgia, di sofferenza e solitudine.
e questo appunto può impedirci di vivere serenamente questi giorni e di concentrarci magari sugli aspetti più positivi del potersi riposare, del poter condividere del tempo con le persone che in fondo un domani, quando non ci saranno più, rimpiangeremo, perché alla fine quando non ci si è più diventiamo tutti santi, perciò è bene pensare a questo e imparare ad accettare che ognuno nella sua differenza porta una nota di colore sua personale, anche nell'equilibrio familiare. Dunque non mi dilungo ulteriormente perché immagino che le vostre famiglie comunque vi aspettano o sicuramente il giorno della vigilia avrete tanto di meglio da fare, ma il mio dono per voi questa sera, oltre a essere un profondo e sincero augurio che possiate veramente trovare il vostro equilibrio interiore, ovviamente, che si tradurrà e si manifesterà in un miglioramento anche nella vostra vita esteriore, nella vita a contatto con gli altri, nel vostro quotidiano, sui posti di lavoro, ma anche proprio quel benessere che si ha anche stando soli con se stessi. Dunque, bene Vincenza, se tuo padre ha preso troppo cibo, allora diciamo che nella pulizia di questa sera faremo in modo anche che le grandi abbuffate di questi giorni non abbiano conseguenze particolari. Se vi fa piacere, faremo anche questo passaggio, così non dico che potrete andare a testa bassa sui piatti, però magari troveremo tutto più buono, più piacevole e in fondo magari eviteremo qualche conseguenza da eccessivo lavorio delle mandibole. Allora, diciamo dunque che vi auguro comunque il meglio e spero di trasmettervelo con questo trattamento radiestesico. Pensate, se potete, alle persone che non ci sono più, ma anche alle persone che essendoci vi hanno creato, vi creano ancora qualche tensione, così che potremmo lavorare sul riarmonizzare appunto questi rapporti, nella speranza che le feste aprano una via al dialogo, alla comprensione reciproca e vi invito ovviamente, prima di cominciare ve lo dico ancora così poi ci concentriamo, vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, vi invito a iscrivervi al mio canale, che ho 2 canali qua di YouTube, partecipate se potete anche ai nostri gruppi e tutti gli altri social per i quali vi lascerò in descrizione i link per raggiungerci. Detto questo, prima di lasciarvi andare ai vostri cari, sperando di armonizzarvi le festività al meglio, appunto vi faccio tantissimi auguri, ve li ripeterò comunque alla fine e adesso ci concentriamo. Pensiamo allora a, come ho detto, alle persone per le quali vogliamo fare questo trattamento, alle nostre famiglie, a queste festività, alle emozioni che viviamo durante le feste, magari il senso di solitudine per qualcuno, qualcuno purtroppo la gente ha un brutto vizio di morire sotto le feste, magari qualcuno ha qualche dolore, qualche ferita, qualche ehm, ricordo doloroso proprio legato alle feste, lavoriamo anche su questo, così da portare il massimo della serenità possibile e dell'armonia possibile appunto fra tutti i membri della famiglia. Ok, pronti? Cominciamo. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di rimuovere dal cuore, da ogni cellula, dalla mente,
dai 3 corpi, fisico, astrale e mentale, di tutte le persone che stanno assistendo a questo video, tutti appunto le emozioni negative, collegate al senso di perdita, alla malinconia e in generale collegate alle festività, sia per quanto riguarda loro stessi, sia per il rapporto con gli altri, e di armonizzare tutte queste energie, emozioni, vibrazioni, come ho detto, fin all'interno di ogni cellula dei nostri corpi, mentale, fisico e astrale, e di trasformarlo in energie che la Divina Provvidenza potrà gestire a sua discrezione. Grazie. Ormai voi siete degli abitué, sapete che aspettiamo che il pendolino finisca la sua rotazione. In questo momento stiamo lavorando in antiorario per rimuovere proprio. Ok, chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di colmare il vuoto lasciato dalla rimozione di tutte queste cose nei cuori, nella mente e nel corpo astrale delle persone che stanno guardando questo video, di colmare appunto tutti questi vuoti con energie e vibrazioni di armonia, pace, serenità, dialogo costruttivo, compassione, comprensione, empatia, armonia, serenità e tutti i sentimenti più positivi che permettano appunto l'armonizzazione non solo con le persone con le quali trascorreranno il tempo e trascorreremo il nostro tempo, ma anche proprio nei luoghi nei quali saremo appunto impegnati. Grazie. Sta girando un bel po', eh? Ce n'è di roba da armonizzare. Mostro meglio il pendolino. Ecco che ha perso il moto circolare, vedete che sta oscillando avanti e indietro. Siamo pronti per il secondo passaggio. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di rimuovere da tutti gli ambienti nei quali ci raduneremo con le nostre famiglie,
che sono coinvolti appunto, questi ambienti coinvolti nelle festività, le nostre case, ma anche tutti gli oggetti contenuti all'interno, le strade, le vie, i luoghi frequentati dalle famiglie, luoghi di culto, se si va a messa, qualsiasi altro ambiente nel quale noi trascorreremo il tempo durante queste festività e di rimuovere appunto da tutti questi luoghi tutte le vibrazioni negative, le memorie negative e di ripulire e trasformare tutte queste energie in pura luce. Grazie. Ha quasi perso il suo moto circolare. Ok, ci siamo. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide e ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali, di riempire gli spazi lasciati dalla rimozione, gli spazi vuoti lasciati dalla rimozione di tutte quelle vibrazioni ed energie negative concentrate nei luoghi e che sono stati trasformati, di riempirli con vibrazioni, memorie, anche memorie richiamate da un evento molto positivo, molto bello, di armonia, e che possa appunto queste vibrazioni colmare gli ambienti trattati in precedenza, non sto a ripeterli, ma voi l'avete capiti, e affinché appunto tutte le persone che guardano questo video possano trascorrere delle bellissime, serene, armoniose festività con i loro cari e se possibile riavvicinarsi a loro e trovare un punto di dialogo, di armonia e il modo appunto di armonizzare e risolvere se ci sono dei sospesi, se ci sono delle incomprensioni, appunto di risolverle e correggerle. Grazie. Ci siamo quasi. Ok? Adesso rimuoviamo entità negative. Prima abbiamo rimosso le energie e le vibrazioni negative, adesso andiamo a rimuovere anche eventuali entità negative che possano appunto creare delle disarmonie. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di rimuovere eventuali larve,
forme psichiche, forme pensiero, schemi mentali, egregore negative, geni del basso astrale, larve, come ho già detto, e tutte le entità negative, anche poltergeist, tutto quello che possa disturbare gli ambienti su cui abbiamo già lavorato e che possono magari essere attaccati al corpo mentale, fisico, astrale delle persone che stanno guardando questo video. Rimuoverle tutte, queste entità e i dottori spirituali se ne prendano cura, le guariscano e le rimandino ai giusti piani di esistenza. Grazie. Ci siamo quasi. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide e ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di trasformare le vibrazioni negative che sono presenti nel cibo e armonizzare le vibrazioni del cibo, permettere a tutte le persone che guardano questo video di avere cibo in abbondanza, insomma di lavorare su tutto quello che riguarda gli alimenti, i cibi condivisi e gustati durante queste festività, che siano nutrienti, che siano buoni, che nutrano a corpo, anima e spirito e che siano motivo di scambio e motivo di momenti piacevoli fra loro e i loro cari. Possa questo cibo benedirli e curarli e guarirli in qualche modo. Grazie. Che ce ne sia in abbondanza per tutti. Grazie. Un pochino di pazienza. Ci siamo quasi. Ecco, il pendolino oscilla avanti e indietro. Benissimo, allora per questa sera abbiamo fatto, il trattamento è stato fatto, mi auguro che possiate trascorrere delle bellissime festività,
Vi invito ancora, se non l'avete fatto, ve lo chiederò fino a farvelo sognare la notte, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano su YouTube, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, i Casti Sacerdotali Magia, Sibille, Tarocchi, Radiestesia. C'è anche il canale Telegram, il gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, vi aspettiamo anche lì se vi farà piacere fare un percorso con noi. Vi ringrazio appunto per la vostra partecipazione, vi auguro veramente di trascorrere le feste con serenità, con armonia e con tutto il cuore vi auguro che il vostro desiderio, quello che più profondo, più urgente, venga ascoltato e realizzato. Vi ringrazio per essere stati qui nonostante il giorno e l'ora dell'appuntamento, perciò lo ritengo un piccolo miracolo, vi ringrazio davvero di cuore per aver scelto di stare un pochino con me, probabilmente, e questa è una cosa molto bella per me, magari mi sentite un po' parte della vostra famiglia e di questo vi ringrazio immensamente. Vi faccio dunque ancora gli auguri, sono sicura che Marietto Veneziano ve li fa anche lui, perciò ve li facciamo entrambi per queste feste. Noi comunque ci troviamo venerdì sera sulla diretta, qui sempre su questo canale YouTube, la diretta delle Sibille, durante la quale mi potrete telefonare al 347 8702 622. Vi aspetto, mi raccomando, potrete farmi una domanda a piacere e avrete una risposta tramite le Sibille. Per il momento dunque io vi ringrazio con tutto il cuore per esserci stati, vi aspetto dunque nei prossimi giorni, tantissimi auguri per un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie. Un grandissimo abbraccio con tutto il cuore dalla vostra Hildegarda. A presto. Auguri.